Vermentino Lanz, il viaggio attraverso le terre del Vermentino, arriva in Liguria, in uno scenario di incomparabile bellezza. Tra vigneti a picco sul mare, i borghi delle Cinque Terre, le colline di Levanto e i colli di Luni. Partiamo da Castelnuovo Magra, splendido borgo medievale in provincia della Spezia, nominato bandiera arancione dal Touring Club italiano, fondato nel XII secolo dai vescovi conti di Luni. Castelnuovo è un borgo sulla cima di una collina ed ha una forma allungata proprio sul crinale di questa collina. Ha delle strade parallele, questa è via dei Sottoportici, come vedete è un vicolo caratteristico con tutte queste arcate. Poi c'è via Dante che è la strada principale e via Roma che è la strada invece più sull'esterno. La via Dante collega la chiesa cattedrale di Santa Maria con la piazza Querciola dove c'è il castello dei vescovi di Luni. Ci troviamo in quello che può essere definito un po' il cuore del paese, il simbolo che è la torre, ciò che ne rimane di quello che è il castello dei vescovi di Luni, che è stato spettatore e anche protagonista di tanti assalti. C'erano vari signori della guerra. Diciamo l'evento più importante che è avvenuto in Castelnuovo è proprio la pace di Dante, dove il famoso poeta, passando proprio per questi luoghi, è stato ospitato dai vescovi ed è stato ospitato anche dai signori Marchesi Malaspina. E dopo insomma un po' di trattative è riuscito a convincere i signori di Castelnuovo, i vescovi di Luni, a far pace con i signori di Fosdinovo, che sono i Marchesi Malaspina. E quindi diciamo, questo è stato teatro di varie battaglie. La piazza qui alle mie spalle si chiama Piazza Querciola, non a caso, ci sono 3 querce che venivano utilizzate nel Medioevo purtroppo per diciamo, coloro che dovevano essere giustiziati, quindi venivano impiccati alle querce. La pace di Dante, essendo stato un avvenimento storico importante, viene ricordato a tutt'oggi. Ogni anno in agosto viene proprio fatta una manifestazione che si chiama il Corteo Storico della Pace di Dante, dove viene insomma ripresentato quello che fu il patto stretto tra i Marchesi Malaspina e i Conti di Luni, interpretato da rievocatori storici, e viene fatto un torneo storico d'armi proprio con combattenti che si fanno una disfida come usava all'epoca in onore di questo avvenimento. Siamo in via Dante ed è qua in via Dante che a maggio si svolge la manifestazione Benvenuto Vermentino. Gli atri dei palazzi che vedete ospitano i produttori e le aziende di Vermentino, dei vari territori interessati al progetto Verturmer, per cui ci sono i produttori dei Colli di Luni ma di tutta la Liguria, i produttori corsi, sardi e toscani. Siamo qui a Castelnuovo Magra, nella sede dell'Enoteca regionale, per parlare di Vermentino. Come vedete questa è la sala delle vasche dell'Enoteca regionale, dove possiamo trovare una panoramica dei vini di tutta la Liguria. L'Enoteca è l'unica associazione ligure che vanta ben 130 associati, tutte aziende produttrici di vino, molte delle quali producono appunto Vermentino. Il Vermentino è un vitigno che per la nostra regione è molto importante, perché lo troviamo in tutta la regione, ma è anche il nostro vitigno principe. È un vitigno che viene dal mare, che si affaccia appunto, ha bisogno del mare e si affaccia sopra il Mediterraneo, in questa zona circoscritta alla Liguria, alla Toscana, alla Sardegna e alla Corsica. Però in Liguria lo
diciamo che la zona dove presenta le caratteristiche di maggior struttura, di sentori di frutto e di minerale che gli danno una caratterizzazione di una certa importanza, è appunto la zona dei Colli di Luni, la zona del Levante Ligure. Siamo appunto in questa zona, Colli di Luni, che abbraccia come territorio il comune di Castelnuovo Magra, che è uno dei partner del progetto Verturmer, a cui diciamo fa capo questa ricerca sul vermentino, e gli altri comuni della provincia, partendo da Ortonovo arrivando fino a Beverino, Arcola, Meglia, Sarzana, Santo Stefano, sono gli altri comuni che rientrano poi nel territorio di questa denominazione. Il palazzo che ospita l'Enoteca è un palazzo antico, è Palazzo Cornelio Amati Golotti, dal nome delle famiglie che l'hanno ospitato nel tempo. È un palazzo settecentesco, però dicono che addirittura il nucleo originale del palazzo sia del Cinquecento. E invece in questa sala ritroviamo appunto queste vasche di marmo che servivano per la conservazione dell'olio d'oliva. Conservano ancora i coperchi originali di legno e se le apriamo si sente ancora l'odore dell'olio. L'Enoteca regionale della Liguria è nata nel 2012, dunque è un'istituzione abbastanza recente e in questi anni ha cercato di portare avanti quello che era il suo compito, cioè di promuovere il vino ligure. Una delle risposte positive ci arriva dal Vinitaly, dove il nostro stand negli anni ha catalizzato l'attenzione di operatori, giornalisti, amanti del vino, e diciamo che la Liguria è uscita un po' dal suo guscio. È una terra stretta che passa in 30 km da oltre 1000 metri e arriva a livello del mare, e questo ci permette di avere dei profumi nei nostri vini molto particolari. Poi tra l'altro una terra così chiusa ha anche permesso di avere negli anni dei vitigni cosiddetti autoctoni, cioè dei vitigni che esistono solo in questa terra, e vini che vanno dai vini dolci come lo Chaquetrà, uno dei vini passiti più noti d'Italia che si fa nelle Cinque Terre, patrimonio mondiale dell'umanità secondo l'UNESCO. Arriviamo anche alle bollicine che si fanno sotto il livello del mare, oppure quelle che vengono messe nelle grotte di Toirano, per cui abbiamo un'enorme gamma di vini bianchi ma anche rossi estremamente interessanti. Adiacente all'Enoteca e di fronte al giardino, al cui centro si erge un eccezionale mandorlo secolare, si trova il Museo Multimediale del Vermentino, istituito nell'ambito del progetto transfrontaliero Verturmer. Qui incontriamo due autentici produttori di vermentino: Fabio Lambruschi dell'azienda agricola Ottaviano Lambruschi con il suo Costa Marina e Roberto Petacchi dell'azienda agricola Giacomelli con il suo Boboli. L'azienda Ottaviano Lambruschi è nata alla fine degli anni 70. Mio padre, che lavorava alle cave di Carrara, ha deciso di fare praticamente l'opposto di quello che facevano a quel tempo le persone. È andato via dall'industria per andare all'agricoltura, mentre le altre passavano praticamente, era l'incontrario. Con l'aiuto poi di suo fratello ha sboscato un terreno creando un vigneto, un vino, il Costa Marina, chiamato così catastalmente perché da quella parte lì si vede il mare, e secondo noi il vermentino, per esprimere al massimo le sue caratteristiche, ha bisogno di tre cose: del mare, della collina e del suolo minerale, che poi si può rispecchiare gli aromi e i profumi anche nel nostro vino. Nel 70 ho comprato questo terreno che era un bosco, come si vede da là. Ho portato la ruspa e lavoravo da solo, diciamo. Il terreno è adatto perché c'è il microclima, l'altezza e l'esposizione, e forse tante altre cose che non si sapranno mai, perché il mare è in costa, si vede appena, però è difeso, diciamo, dall'altra collina. Il vermentino è un vitigno che vuole la collina. Vermentino dei Colli di Luni, colore giallo paglierino con riflessi verdorini.
al profumo si sente tutta la macchia mediterranea, tipico del Vermentino, tipico della nostra zona, la culla del Vermentino, il Vermentino un territorio. L'azienda agricola Giacomelli nasce nel 1993 con 1 ettaro di vigneto nella DOC e in questi anni abbiamo acquisito nuovi vigneti per arrivare a un totale di 15 ettari. La scelta dei vigneti è stata quella di andare a individuare i vigneti storici della zona del comune di Castelnuovo Ortonovo. Infatti abbiamo alcuni vigneti come Villa Bobboli, come il Giardino, che all'epoca era gestito da Generale Tognoni, e Villa Barachini. Questo perché abbiamo così cercato di andare a individuare le peculiarità del Vermentino nei diversi luoghi, nei diversi vigneti. Stiamo degustando Colli di Luni Vermentino Bobboli, il cui vigneto ha compiuto l'anno scorso 100 anni. Al colore giallo pagliare intenso dovuto dalla sua lunga permanenza sui lieviti e un breve contatto col legno. Al naso ricorda la macchia mediterranea come deve essere, nel senso che il Vermentino rispecchia molto il territorio e dunque le piante che lo circondano. Vermentino Lenz prosegue verso l'antica salumeria Elena e Mirko, dove scopriamo un'autentica rarità, la prosciutta castelnovese. All'antica salumeria Elena e Mirko si produce la prosciutta castelnovese, che è un prodotto che si fa in questa zona, ma di specifico proprio da me, perché sono l'unico produttore in Italia. La prosciutta castelnovese cos'è? Esce da cosce nazionali e queste cosce vengono lavorate in un modo molto particolare perché viene lavorata diversamente da tutti gli altri tipi di prosciutto che si conoscono, quindi la salatura, la stagionatura e poi la messa in opera sulle erbe e le spezie. Il prodotto viene stagionato all'incirca 9 mesi. Antica salumeria Elena e Mirko produce anche un altro prodotto registrato. Questo prodotto è ben un'altra cosa che la prosciutta castelnovese, è un l'Arshak, che sarebbe lardo fatto nella vinaccia di Vermentino dei Colli di Luni. Dentro alle conche di marmo viene fatta la stagionatura del lardo dentro alla vinaccia e poi dentro tutte le sue spezie, praticamente il sottobosco della macchia mediterranea. Ci rimettiamo in marcia verso Ortonovo per visitare le cantine Federici La Baia del Sole. Federici dell'azienda La Baia del Sole e rappresento la 4ª generazione di una famiglia che, posso dire da sempre, coltiva e produce vino in questo splendido territorio che è quello dell'antica Luni di Ortonovo. Ci troviamo quindi alla Spezia, nell'ultima appendice della Liguria, proprio al confine con la Toscana. La Baia del Sole, il nome dell'azienda, deriva proprio dalla posizione geografica in cui si trova l'azienda, a 2 passi dalla zona archeologica di Luni e circondata dalle colline denominate appunto del Sole. I terreni di proprietà aziendale si estendono sulle alture dei comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra ed è proprio questa diversa morfologia e l'altitudine e l'esposizione che garantiscono ai nostri vermentini e ai vini di nostra produzione una notevole complessità organolettica e olfattiva. La nostra filosofia aziendale è incentrata sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni che rappresentano il nostro territorio, tra cui Sangiovese, Merlot, Canaiolo Nero, Pollera per quanto riguarda i rossi, Vermentino, Albarola, Malvasia per quanto riguarda i bianchi. La salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio è uno dei principi che accomuna tutta la nostra famiglia. Nella dimostrazione il nostro vigneto principale, situato in località Sarticola, a 350 metri sulle alture del comune di Castelnuovo Magra, che rappresenta proprio la massima espressione del Vermentino nei Colli di Luni. Stiamo degustando il Vermentino Colli di Luni 2014 Sarticola, molto rappresentativo del nostro territorio, immerso in un'incantevole macchia mediterranea,
circondato dal pino, il castagno, con un sottobosco di corbezzoli. Al naso è fresco, esprime appunto tutte le caratteristiche del nostro territorio, con delle bellissime note fruttate, con delle belle sfumature floreali e con un'intensa nota minerale. Dalla Lunigiana scendiamo a Sarzana, capoluogo della Val di Magra, pieno di storia, arte e cultura, con le sue numerose chiese, Sant'Andrea e le sue catacombe, la cattedrale Santa Maria, Piazza Luni, Piazza Matteotti. Sulla città troneggia la quattrocentesca cittadella fortezza Firma Fede. Passeggiando per le caratteristiche stradine acciottolate, possiamo apprezzare i prodotti dolci e salati della tradizione sarzanese, come la spungata, pasta foglia ripiena di marmellata e ricoperta da una sfoglia bucarellata della pasticceria Gemmi, e la farinata da Silvio, realizzata con acqua, farina di ceci, sale e olio d'oliva. Ciao, sono Alessia da Sarzana, della pizzeria da Silvio. Questa è la nostra specialità, la farinata, che viene abbinata con un buon vermentino bianco. L'ultima degustazione della giornata è a Sarzana, all'azienda agricola Il Monticello. Io sono Alessandro Neri, titolare insieme a mio fratello Davide dell'azienda agricola Il Monticello. Siamo situati in Liguria, proprio in confine con la Toscana, 200 metri circa Toscana. Siamo a un'altitudine di circa 150 metri, dai 100 ai 150 metri sul livello del mare, e produciamo diversi tipi di vino, tra cui il vermentino. La nostra azienda è nata nel 1982. È nata per scherzo, nel senso che noi abbiamo ereditato una casa qua sopra con un pochino di vigneto e da lì abbiamo incominciato a fare vino. Il primo anno abbiamo prodotto circa 200-300 bottiglie da regalare agli amici. Poi è diventato un lavoro e attualmente produciamo circa 90.000 bottiglie con un'estensione di 12 ettari di vigneti. La nostra azienda è un'azienda che sì, non utilizza chimica, però utilizziamo moltissima tecnologia. Utilizziamo sia tecnologia in campo che tecnologia in cantina. Tante persone potrebbero dire, ma tecnologia in campo, che tipologia di tecnologia si può utilizzare in campo? Noi ad esempio, per fare un esempio, sono 12 anni che utilizziamo con una nostra idea, poi sviluppata con l'Università Sant'Anna di Pisa, ormai ce ne abbiamo più di una, comunque delle centraline che fanno una modellizzazione matematica delle malattie della vite. Attraverso questa centralina, questa macchina, riusciamo a ridurre tantissimo i trattamenti. Noi usiamo solamente rame, zolfo e decotti d'erbe. E attraverso questa centralina riusciamo a vedere quando c'è l'infezione e la sporulazione, cioè l'infezione delle altre foglie, e quindi andare a trattare solo ed esclusivamente quando ce n'è bisogno e con dosi molto più basse delle dosi di etichetta. Per fare questo vino noi facciamo 3 vendemmie, quindi ogni vigneto possiamo raccogliere 3 volte l'uva. Quindi noi abbiamo deciso di raccogliere l'uva in maniera selettiva, quindi raccogliendo la piumatura, poi dopo 10 giorni di raccogliendo la piumatura e dopo altri 10 giorni di finire la raccolta. E abbiamo notato che queste 3 vendemmie del solito vigneto poi hanno delle caratteristiche diverse. Quindi la prima vendemmia andiamo a fare un processo, non con chimica, ma processi di vinificazione diversi. La prima vendemmia facciamo una vinificazione in bianco. La seconda vendemmia facciamo una macerazione carbonica, quindi una macerazione delle bucce a bassa temperatura con l'anidride carbonica della vasca che sta fermentando, quindi senza immettere anidride carbonica in ambiente. E l'ultima vendemmia è una criomacerazione in pressa, quindi una macerazione delle uve a bassa temperatura all'interno della pressa. Questo per esaltare le caratteristiche delle 3 vendemmie della solita tipologia di uva di un vermentino. La giornata volge al termine.
Non ci resta che un ottimo consiglio per la cena. Siamo così indirizzati alla Trattoria Armanda a Castelnuovo Magra, dove la chef Luciana ci delizia con la cucina tipica della tradizione ligure, naturalmente in compagnia di una ricca varietà di vermentini. Sono Luciana, siamo alla Trattoria Armanda a Castelnuovo Magra. La nostra trattoria ha origini molto antiche. I piatti che noi presentiamo di solito sono piatti della cucina tradizionale della zona, quindi qua siamo nella Luggiana, una zona che offre molte materie prime a partire olive, quindi abbiamo il nostro olio, poi ci rifoniamo, abbiamo una buona zona dove produciamo vino eccellente, ortaggi e verdure che ho acquisto direttamente o al mercato a Sarzano, oppure a me piace tanto andare anche nei vari mercatini che ci sono qua nei vari quartieri, i mercatini del contadino. Allora, vi posso mostrare il vermentino uno dei tanti vermentini della zona. Questo è il Lambruschi di appunto Ottaviano Lambruschi. Noi consumiamo parecchio di questo vino, lo proponiamo sovente e lo proponiamo con diversi piatti della nostra cucina, come ad esempio dei primi abbastanza diciamo delicati, tipo le lattughine in brodo, oppure con un secondo che potrebbe essere un coniglio farcito con le scorzo nere, e tutti i piatti che si aggiustano bene con il nostro vermentino. Ci troviamo all'agriturismo La Valle, condotto da mia moglie Tendola Sabrina e io Musetti Mario. Abbiamo anche un'azienda agricola, il Torchio, dove produciamo dell'ottimo vermentino. L'agriturismo è composto da 6 camere dove offriamo un servizio di prima colazione anche. Nell'azienda agricola facciamo 2 tipologie di vermentino, una criomacerazione e l'altra vinificazione in bianco. Quello in criomacerazione gli conferisce dei profumi floreali e fruttati, mentre invece l'altro che è vinificato in bianco sono le vigne più vecchie, più esposte verso il mare e conferisce sapori più sapidi, più minerali. Partendo da Castelnuovo prendiamo in direzione verso La Spezia per poi raggiungere le Cinque Terre. Passeremo poi per Lerici, meta interessante, un castello comunque che ebbe un ruolo importante per le repubbliche marinare. Possiamo ammirare la costa del Golfo dei Poeti con il coronamento delle 3 isole dell'arcipelago spezzino, che sono la Palmaria, il Tino e il Tinetto, e attraversando questo pezzo di costa ligure toscano ci accingeremo a raggiungere poi le Cinque Terre. Il nostro viaggio procede attraversando le famose Cinque Terre. In questo momento stiamo attraversando Riomaggiore, prima meta raggiungibile dalla Spezia. Riomaggiore, poi attraverseremo Manarola, Vernazza, Corniglia e Monterosso, l'ultima delle Cinque Terre, per arrivare fino a Levanto. Chicca da non dimenticare è la Via dell'Amore che congiunge Riomaggiore e Manarola. La leggenda dice che attraversando mano nella mano la strada e facendo sosta nelle panchine con vista mare possono essere baciati dalla Dea Venere in persona e quindi magari diventare l'amore della propria vita. Benvenuti alla cantina sociale delle Cinque Terre. Ci troviamo nel comune di Riomaggiore, provincia di La Spezia. Siamo una cooperativa che comprende un'attività di viticoltura di 200 soci conferitori. I nostri soci portano le uve, varietà autoctone, sono Bosco, Albarola, Vermentino,
per la produzione del Cinque Terre bianco e del Cinque Terre Chaquetrà. Il tipo di viticoltura delle Cinque Terre è una viticoltura chiamata eroica, perché tutte le operazioni sono svolte completamente a mano. Non abbiamo, diciamo, la possibilità di entrare in campagna col trattore, ma si è costretti appunto a lavorare come si lavorava 50-100 anni fa. I vigneti sono collocati in forte pendenza dal livello del mare fino ad arrivare a 500 metri. Sono collocati su dei muretti a secco, che sono la tipicità di questo territorio. Abbiamo circa 6.500 km di muretti a secco, un'opera incredibile che è stata costruita durante gli ultimi secoli. Oggi l'unico mezzo meccanico che aiuta questo tipo di viticoltura, che poi è diventato l'emblema delle Cinque Terre, è questo trenino, questa monorotaia cremagliera che serve per il trasporto delle uve. Oggi infatti si raccoglie, la vendemmia è chiaramente fatta a mano in piccole cassette, e poi le cassette vengono caricate su questo mezzo agricolo che porta l'uva con facilità sulla strada. Una volta invece già negli anni 70 ancora si raccoglievano le uve nelle ceste e si portavano non sulla strada, ma si portavano in fondo alla costa, sul mare, e si trasportavano le uve con le barche. Nella nostra cantina si producono il Cinque Terre classico, che è un vino bianco, l'uvaggio è Bosco, Albarola e Vermentino, e poi abbiamo 3 cru che sono Costa da Posa, Costa de Campo e Costa de Serra. L'uvaggio è il medesimo, ma si caratterizzano appunto per la provenienza delle uve da un singolo versante chiamato Costa. Qui abbiamo il Cinque Terre Chaquetrà, che è il fiore all'occhiello della produzione enologica delle Cinque Terre. È un vino di un'importanza estrema per gli abitanti e per i vignaioli appunto locali. Le uve vengono selezionate già in campagna, vengono raccolte e adagiate su dei graticci, rimangono ad appassire per circa 2 mesi. Al mese di novembre, dopo l'appassimento, le uve hanno raggiunto un'ottima concentrazione. Di qui si diraspano le uve e la fermentazione avviene a contatto con le bucce. Questo ci permette di estrarre tutte le sostanze importanti. Per tradizione è sempre stato un vino per le grandi occasioni. Si faceva lo chaquetrà quando nasceva un figlio e si lasciava da parte per magari stappare quella bottiglia nell'occasione di una comunione, di un matrimonio oppure di una laurea, insomma per delle occasioni importanti, ecco. Non era sicuramente il vino di tutti i giorni. Ancora oggi è un vino che si presta proprio come regalo a una persona cara. È un vino dolce e ha la caratteristica di abbinare la dolcezza con una giusta alcolicità e anche una piacevole nota tannica che appunto è data dalla fermentazione sulle bucce. Questo è un Cinque Terre Costa da Posa, è uno dei cru della produzione della cooperativa. Abbiamo un bellissimo giallo paglierino, degli aromi fruttati, floreali e da una spiccata mineralità tipica dei vini delle Cinque Terre. Anche in bocca ritroviamo questa salinità che riconduce proprio alle caratteristiche tipiche del territorio. Raggiungibile da una fitta rete di sentieri e scalinate centenarie, da cui ammirare scorci e panorami indimenticabili.
Proprio il viaggio con un originale mezzo di trasporto in compagnia dell'esperto Sauro Bordoni, il monorack usato per lavorare sui vitigni arroccati sui terrazzamenti, ci porta al santuario della Madonna di Montenero, a circa 350 metri sul livello del mare, da dove ammiriamo tutta la bellezza del Parco Nazionale delle Cinque Terre, i colori e i profumi della macchia mediterranea che avvolge questi territori davvero unici al mondo. Concludiamo questo itinerario a Levanto, terra di mare e splendida gemma con baie e scogliere, in cui le anime marinara e contadino montana convivono da sempre. Qui conosciamo la Vallata di Levanto, cooperativa di agricoltori che produce il vermentino Colline di Levanto e la grappa di vermentino. Altri esempi delle eccellenze enoturistiche della Riviera Spezzina.